avanti, il Board of Peace. Ecco, dopo aver parlato del numero di Limes, ci occupiamo del Board of Peace che giovedì 19 febbraio del 2026 è stato formalmente costituito e si è visto anche qualcosa, e cioè soldati e soldi per Gaza. Chiaramente Trump ha detto ci metteremo 10 miliardi come Stati Uniti, il Qatar, l'Arabia Saudita ci metteranno circa 7 miliardi. Le frasi di Trump sono frasi ovviamente frutto di una comunicazione da cappellaio matto. Niente costa meno della pace, quindi costa 10 miliardi, però Trump ha avuto per esempio la sottolineatura per esempio da parte di Rubio, che ha sottolineato come per Gaza non ci sia un piano B. Ecco, sottolineiamo che nel Board of Peace, che è originato da una risoluzione delle Nazioni Unite in funzione della ricostruzione di Gaza, metterci soldi a Gaza è come dire, non è una questione facile. Il cappellaio matto burlone e sopra le righe. Trump però ha dimostrato di riuscire a ottenere dei fondi e a metterceli. Poi vedremo come proseguirà, ecco, in concreto, e se realizzerà una, direi, anche vergognosa dal punto di vista dei diritti umani, riviera affaristica, o se invece si dedicherà a un'effettiva ricostruzione. Alcuni diranno ma non è detto che l'una escluda l'altra, però certo sui cadaveri e sui morti e su i prigionieri e su, più che prigionieri, e su cittadini di Gaza che vivono ancora nei cunicoli, magari costruirci la riviera della California. Ma comunque certo la tregua è diversa dalla pace, quindi niente costa meno della pace. La tregua è diversa dalla pace, la non guerra non è la pace, però non c'è un piano B. Forse sembra più una riunione interlocutoria, un po' anche così scanzonata, con i Village People, con la musica IAM, CM, così come colonna sonora, il Board of Peace che ha abbassato leggermente i toni dicendo che il Board of Peace lavorerà con le Nazioni Unite, che hanno un grande potenziale, dice Trump, e noi sorveglieremo che le Nazioni Unite si comportino correttamente. Ecco, capite che è un ruolo di interferenza, stimolo, sfida. Certo, possiamo dire che è un colpo alle Nazioni Unite ed è un colpo ai BRICS, colpo alle Nazioni Unite perché, come dire, ben al di là del risolvere la questione di Gaza, cerca di essere il player, questo Board of Peace, non solo dei processi di pace e ricostruzione di Gaza, ma anche dell'Ucraina, della guerra in Ucraina e di altre guerre. Per esempio è un Board of Peace un po' strano perché minaccia fra 10 giorni un colpo pesantissimo, e quindi una guerra oppure un golpe o un regime change come in Venezuela. Per quanto riguarda l'Iran, però ecco, è un Board of Peace sui generis, soprattutto per il rapporto con le Nazioni Unite. Certo, le Nazioni Unite sono in crisi, pensiamo solo alle Nazioni Unite che hanno al vertice della Commissione dei diritti umani il regime islamico. Hanno avuto la presidenza del regime islamico, quindi insomma qualche elemento di criticità c'è. Poi sicuramente è una sfida ai BRICS perché alcuni hanno interpretato il Board of Peace come una modalità di cercare
buttando fuori da questo Board of Peace, certo la Cina, di ricostruire i rapporti tra gli Stati Uniti e i paesi in via di sviluppo, i paesi che hanno, anche se come vedete per l'Africa non c'è un grande coinvolgimento, ecco, però vedete grandi soggetti invitati, grandi soggetti invitati, ruolo di osservatore, come vedete, per l'Italia, e quindi ecco il tentativo con l'India, per esempio, con la Russia, con l'Arabia Saudita, quindi tra l'altro un mondo arabo molto particolare e diverso, Kazakistan, Indonesia, ovviamente paesi che rappresentano un altro Islam, non solo quello del Medio Oriente degli idrocarburi, non il Medio Oriente di Hezbollah, di Gaza, scusate, di Hezbollah, di Hamas e degli Houthi, delle 3H, ma un mondo musulmano che saluta l'inizio del Ramadan all'interno del Board of Peace, e quindi anche per certi versi con degli elementi di vantaggio rispetto alla polarizzazione dei repubblicani alla Bush, soprattutto figlio, ma anche alla polarizzazione di Obama e di Biden, quindi un tentativo di avere rapporti che seguono la traccia degli accordi di Abramo. Certo, per quanto l'Iran c'è ancora l'incognita nucleare, tema della grande capacità poi nei trattati e negli accordi dell'Iran di riuscire a farla franca. Qui vedete le pressioni militari degli Stati Uniti con il dispiegamento in azzurro navale statunitense, con in arancione siti con presenza militare degli Stati Uniti, e poi in viola con basi controllate dagli Stati Uniti, quindi una pressione forte, che arriva alla minaccia: fra 10 giorni ci sarà un colpo. E qui ecco l'analisi un po' per più che altro il sondaggio per quanto riguarda i rapporti tra Stati Uniti e altri membri della NATO, se si considerano gli Stati Uniti la Germania, come dire, considera membri affidabili della NATO in misura minore